Ecco la prima libreria aziendale, 1000 volumi di 13 case editrici venete, 5 metri di scaffali disegnati dai tecnici del lab degli industriali di Treviso e realizzati in cartone compresso grazie alla stampa 3D. È la prima delle 3 librerie aziendali del progetto Reading at Work firmato da Unicef in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori. Sono 13 le case editrici venete che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che prevede la fornitura mensile di 100 libri che andranno a comporre le librerie. I primi che potranno accedere al nuovo servizio completamente gratuito sono i circa 13.000 frequentatori dei corsi Unicef e i dipendenti della Società degli Industriali di Treviso e Pordenone, una sorta di benefit che prossimamente potranno offrire anche le aziende ai propri dipendenti. È un'iniziativa che appunto che vuole promuovere la cultura anche alla lettura, non solo diciamo di informarsi per quello che è la formazione tecnica all'interno delle nostre imprese, ma soprattutto anche una formazione a 360 gradi dove appunto diamo l'opportunità di poter creare anche momenti di scambio con altre persone, perché appunto leggendo ci possono nascere nuovi spunti, si sviluppa ancora di più la creatività e ovviamente nel momento in cui le persone sono più formate anche sotto l'aspetto culturale di quello che può essere la vita anche quotidiana, automaticamente diventano anche molto più operative e riescono a essere molto più soddisfatte anche del lavoro che fanno ogni giorno. Al progetto hanno aderito anche Fondazione Benetton e i principali festival letterari del Nord-Est, un progetto unico in Italia partito da Treviso ma che potrebbe essere sviluppato su scala nazionale. È un progetto molto bello e quindi inevitabilmente, se funziona come funzionerà, deve essere esteso al più ampio spazio territoriale possibile. Reading at Work è un progetto triennale. Alla fine di ogni anno i libri che resteranno senza lettore verranno regalati a strutture presenti sul territorio come ospedali, case di cura, carceri e associazioni no profit.